Gorizia ha ospitato oggi la 72esima Convention dei friulani nel mondo, un'occasione per parlare di identità, emigrazione e minoranze, per rinsaldare il legame tra il Friuli e i corregionali che vivono all'estero. Il Friuli oggi può essere visto dalla nostra emigrazione storica come terra delle opportunità ed è anche in questa chiave rivolta al futuro che intendiamo continuare a svolgere il nostro ruolo di portavoce della friulanità. È il messaggio lanciato dal presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Franco Jacob in occasione del 72esimo incontro annuale dei Fogolars. 31 le delegazioni su circa 140 sodalizi nei 5 continenti presenti all'Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia. Tantissimi friulani all'estero che hanno seguito i lavori in streaming grazie alla diretta di Telefriuli. Jacob ha sottolineato come la scelta di Gorizia sia anche un omaggio a Go 2025. I confini come luogo di incontro e non di chiusura, le minoranze come strumento di dialogo e di cooperazione, ha evidenziato. Il Friuli senza confini, connessioni globali, radici locali, il tema di questa edizione. A portare il loro saluto c'erano il sindaco di Gorizia e di Udine, Rodolfo Ziberna, e Alberto Felice De Toni, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il consigliere Diego Bernardis, i presidenti di Arle, Feros Cisilino, e della Società Filologica Friulana Federico Vicario, la presidente della Fondazione Carigo Roberta De Martin e il presidente di Jack2Go Paolo Petiziol. Durante la tavola rotonda, Gianna Di Danieli, presidente di Paneuropa Italia, ha riflettuto sul tema dell'identità partendo dal concetto di rispetto. Si valorizza la propria nel momento in cui si riconosce quella degli altri. Il giudice penale Paola Roia ha inquadrato in termini giuridici il concetto di minoranza, evidenziando il legame stretto fra questa e l'autonomia linguistica. Lo storico Franco Ceccotti ha parlato del rapporto tra emigrazione e confini a partire dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, con l'accordo di Schengen e la sua sospensione. È stato sottolineato unanimemente il ruolo della cultura nella costruzione di percorsi di pace e il valore delle minoranze e delle differenze come arricchimento comune. E vista la numerosa presenza anche di giovani studenti e neolaureati di discendenza friulana, all'Auditorium di Gorizia è stato ribadito anche l'impegno per rafforzare i legami dei giovani con le loro radici. Innanzitutto ringrazio Telefriuli per l'opportunità che ci ha dato. Uno dei temi della convention, della Convignie, era proprio connessioni globali. Siamo stati presenti in tutto il mondo e ci hanno potuto vedere e ascoltare tutti gli emigranti, questa grande famiglia dai Furlans dal Mont, che sono tantissimi e che seguono con affetto quello che è il rapporto con il Friuli storico. Il convegno era evidentemente al momento dell'incontro era qui presente con una serie di delegazioni che sono arrivate, con i giovani discendenti da migranti dall'immigrazione friulana che sono presenti presso l'università, al convitto, e che seguono appunto questi percorsi della ricerca delle loro radici e della loro storia. Come è importante, ed è emerso proprio dal dibattito con gli esperti che hanno condiviso con noi il confronto, il tema della identità, della lingua e di quel tratto forte che ancora contraddistingue i Furlans in Friuli e nel mondo, che è appunto il riconoscersi nonostante i confini, nonostante i secoli ormai passati, gli anni ormai passati, nonostante le distanze. Quindi la connessione è globale in un mondo in cui però le radici sono ancora ben salde e l'identità è ancora presente. Noi lavoreremo per questo. Ecco, il Presidente Bordin, garantito l'impegno, il sostegno della Regione per portare avanti anche tutte le progettualità che servono a tenere forte questo legame. Oggi presenti in sala anche diversi studenti, diversi giovani e anche neolaureati che sono qui in Friuli grazie proprio ai progetti che vengono presentati sul territorio. Ma vogliamo tenere sempre saldo questo legame tra il Friuli fisico e il Friuli nel mondo, con i tanti corregionali che in qualche modo giorno dopo giorno ci rendono orgogliosi di quello che rappresentano, con i loro valori, con la loro tradizione, con la loro identità, e che in qualche modo sono l'espressione migliore di quello che è la friulanità. Noi dobbiamo essere giorno per giorno impegnati a far sì che l'identità friulana continui ad essere presente all'interno della comunità regionale, ma dobbiamo anche in qualche modo cercare di attrarre i giovani che magari sono nuove generazioni di emigranti, che possono tornare da noi, portare la loro vitalità, la loro energia, le esperienze anche di cultura che hanno
hanno vissuto e arricchire una regione che in questo momento è forte, è vitale, è energica, ha risorse, ma anche una regione un po' più vecchia, quindi avere anche dei giovani di ritorno credo ci possa aiutare e poi soprattutto tenere il legame con i nostri coregionali, far sapere ai friulani che sono in giro per il mondo che noi siamo ancora molto legati a loro, così come loro sono legati a noi.